Sì, la professoressa Capozza ha subito levato il coniglio dal cilindro, per cui io oltre che ringraziare i maestri che sono seduti a questo tavolo, non posso far altro che portarvi quello che è il contributo di anni da studente di psicologia e tutt'oggi ancora studente di psicologia. Il dizionario di Galimberti è letteralmente un monumento e come tutti i monumenti parla di un presente, tant'è vero che è stato riattualizzato rispetto all'edizione di 25 anni fa, ma parla anche di un passato che il sottoscritto conosce meno, perché ha studiato di meno, ma è un passato che è evocato anche in tantissimi altri termini. Ma come tutti i monumenti ha sempre la pretesa e l'ardire di indicare il futuro, di indicare una strada per le nuove generazioni su come poter mantenere viva un'impresa conoscitiva ma anche e soprattutto operativa. Per cui sono le spalle dei giganti di cui parlava Newton. Se vogliamo vedere più in là, dobbiamo giocoforza salirci e proviamo anche a salirci letteralmente, provando a seguire la professoressa Dal Corso che diceva che questo dizionario potrebbe essere come una baguette. Ho immaginato se si ponesse questo dizionario alla base di questo palco. Sappiate che questo dizionario permetterebbe di livellare la generazione di studenti che ho di fronte a me con questo palco. Potremmo letteralmente salire su questo palco attraverso lo spessore di 20 centimetri di questo dizionario. Per cui è un dizionario che inevitabilmente traccia un futuro che parla principalmente a me e che parla a tutti i colleghi e le colleghe con cui negli anni ho provato a essere soggetto inevitabilmente invisibile della psicologia. Perché il futuro della psicologia, sebbene sia nascosto tra le trame di questo dizionario, è anche un soggetto che parla ad altri soggetti, e questi soggetti sono gli studenti e le studentesse. Quando entriamo al primo anno, noi vediamo la psicologia ci parla attraverso i professori, attraverso i libri, attraverso le esperienze che facciamo, ma noi non parliamo alla psicologia. E uno dei termini che uno studente porta qui oggi attraverso la mia voce è frustrazione di esami che sono diventati quantitativi, numerici, con cui noi non possiamo più parlare alla psicologia. Ma la psicologia per noi è anche invisibile. Da chi andiamo? Dove stiamo andando quando andiamo verso la psicologia? E qui c'è lo stesso problema della fisica. La gravità è invisibile, ma la gravità di ciò che le persone portano si sente. E qui troviamo un altro termine che una studentessa ci porta, che è appunto quello di incertezza. Incertezza rispetto a tutto quello che la psicologia, questo soggetto invisibile, ci ha detto nel corso di 7 anni di formazione, si tramuta in incertezza nel momento in cui cominciamo a parlare con la psicologia diventando psicologi. Io a breve lo diventerò ufficialmente e si è aperta l'incertezza davanti. Nel momento in cui la psicologia, il mercato del lavoro psicologico, della ricerca psicologica mi chiedono di parlare, all'improvviso io non so più che cosa dire, ci dice invece un altro studente. Ebbene, allora che cosa accade quando gli studenti e le studentesse hanno la percezione che questo dialogo invisibile non si stia più reggendo su nulla, che si parla al vuoto e che si parla tra di noi? Troviamo le parole con cui loro cercano di descrivere
quello che è il debito che hanno letteralmente contratto nei confronti della psicologia negli anni in cui l'hanno studiata. E qui troviamo una cosa che nella mattinata mi ha letteralmente sconvolto: l'incredibile consonanza e coerenza degli intenti dell'opera del professor Galimberti, così come anche descritta dai maestri, con tutto ciò che hanno portato gli studenti e le studentesse. Scusate. Cioè la necessità di dialogo costante, continuo, tra professionisti e studenti. La necessità di ricostruire una storia attraverso le domande, una genealogia che ci consenta sempre, con la sua terzietà, di mantenerci vivi, ma anche la necessità di maestri, lo diceva la professoressa Testoni. Sicuramente per condizioni storiche e sociali noi studenti, bambini ancora della psicologia, nonostante l'adultità della psicologia, rigettiamo un po' le figure che ci possono insegnare. Ciò non di meno abbiamo la possibilità di scelta, e nel momento in cui scegliamo di essere qui oggi da studenti, studentesse, studiosi, studiose, ricercatori o ricercatrici, possiamo comunque fare la differenza nell'affidarci alle parole di chi ha più esperienza di noi. Allora Brecht scriveva un libro che si chiama Frammenti di discorso amoroso, in cui cerca di cogliere l'esperienza dell'amore. Io come studente avrei potuto farvi una piccola presentazione dal titolo Frammenti di discorso psicologico di uno studente. E il libro di Brecht prosegue in una maniera molto enfatica, dicendo: questo è un innamorato che parla e che dice. Dopodiché Brecht mette in ordine alfabetico quelle che secondo lui sono le essenze dell'esperienza amorosa. Quindi questo è un innamorato che parla e che dice affetto, che dice amore e così via. E il dizionario probabilmente si poteva aprire anche così. Questa è la psicologia che al futuro parla e che dice il suo primo lemma, che dice il suo secondo lemma, fino ad arrivare a oltre 4.000 lemmi. Per cui in questi 5 minuti che mi restano io proseguo a fare l'unica cosa che posso fare seduto qui, non certo parlarvi del passato e neanche del presente della psicologia, ma del futuro così come raccontato dai miei colleghi. L'alterità. Questo dialogo che noi abbiamo avuto invisibile con la psicologia nel corso dei nostri anni di formazione è anche una palestra. È una palestra che, nonostante qualcuno sostenga che la scienza possa non essere democratica, ci dice e ci racconta che la psicologia invece ha una tendenza fortemente democratica. E arriviamo alla parola politica, una delle parole scelte da un collega. Ma ci allena perché ci aiuta a digerire l'incertezza, l'inafferrabilità e la non intuibilità dell'incontro con l'altro, esso sia un individuo, come lamentano alcuni studenti, o sia la comunità, come desidererebbero degli altri. Non essere esauriti dal dialogo, diceva il professor Zamperini. È incredibile come questa sia anche il dipinto che ci restituiscono gli studenti quando gli viene chiesto qual è il debito che hanno contratto con la psicologia. Ma soprattutto personale. Tutti hanno ricordato come l'opera del professore sia un'opera personale, un solo autore nei confronti dei giganti. Ma anche il percorso di psicologia, oltre a essere caratterizzato da questa tendenza democratica ad accogliere tutte le voci, anche quelle invisibili, è un percorso personale che ciascuno degli studenti e delle studentesse con cui ho parlato nel corso di questi ultimi 8 anni non dimentica mai di restituire. Un percorso che può portare alla rinuncia, un'altra parola chiave, scelta, ma un percorso che può essere travagliato
altra parola scelta, ma un percorso che poi fa la differenza. Alla fine, dopo 7, dopo 8 anni, troviamo due figure. La figura dello psicologo che si è diventati, così, nel sì, e dello psicologo che poi si vuole diventare e che rispetto al futuro e alla tradizione di tutti i termini che possono essere rubricati in un dizionario, sceglierà che cosa farsene, come eleggerli a riferimento della propria ricerca e della propria pratica. Io sono stato totalmente nei tempi e non usufruirò neanche degli altri 2 restanti, per cui ringrazio chi mi ha invitato e ringrazio voi per l'attenzione.